Ed eccoci qua, siamo tornati in studio. Io andrei immediatamente tra il pubblico, dove c'è Aurora Pigliapochi, che è rappresentante, insieme ad altre che sono qua presenti con noi in studio, del Feminas de Subopulus Ardu. Siete riunite, insomma, sotto questo nome. Perché? Cosa fate? Perché? Qual è il vostro impegno politico? Beh, noi siamo figli di questa terra. Immagino che in questo momento con noi ci sarebbe voluta essere Maria Carta, perché diceva: entreremo nei vostri palazzi e apriremo il libro dei conti. Oro e sangue ci avete rubato, ci avete tolto, ridateci sogni perduti. Il mio paese, io mi sono stancata francamente di sentire parlare di paese. Il mio paese è Serramanna, il mio paese è Masainas, dove hanno sfrattato un disabile, il mio paese è Terrasegada, il mio paese è Decimo Puzzu, il mio paese è Carbonia, e possiamo elencare tanti paesi della Sardegna. Ma voglio dire, i signori politici che sono qui presenti e quelli che non ci sono, si sono resi conto di che situazione sta vivendo la Sardegna? Mi dite situazioni, l'edilizia, assessore, di che cosa stiamo parlando? Qui sta crollando tutto, ma non perché noi sardi non abbiamo le capacità, semplicemente perché siamo stati derubati. Quindi non può esserci nessuno sviluppo se noi non riusciamo a riappropriarci delle nostre risorse. Grazie, volevo fare un appello. Prego. Perché noi donne parteciperemo ovviamente il 7 novembre con tutti i sardi, ci auguriamo, perché dobbiamo dare un segnale forte e abbiamo bisogno di cambiamento. Grazie. Grazie.